Finora il COD ne ha persa una e vinto tutte le altre, è seconda in classifica con Pisana e Gemma a 9 punti. Punti di cui il Peperino è alla disperata ricerca, unica squadra ancora a quota zero. È la sfida tra il miglior attacco, 20 reti segnate contro la peggior difesa, 16 gol subiti. Sembra tutto scritto, ma la neopromossa Peperino, tra una lista infortunati che si accorcia e l'arrivo del centroavanti Danilo Novelli, ha tanta voglia di sorprendere. Amici di Fanner, buonasera dal circolo Stella Azzurra, quinta giornata, benvenuti a COD 272, Peperino calcio a 8. Ancora qualche istante di pazienza prima del fischio d'inizio del direttore di gara, intanto ne possiamo approfittare per dare lettura delle formazioni dei convocati. Cominciamo ovviamente dalla squadra di casa del COD 272 che attaccano dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi e sono in maglia nera, possesso di palla che invece hanno inizialmente gli ospiti del Peperino in maglia rossa e bianca che attaccheranno dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Qui subito un fallo su un giocatore del Peperino. Noi possiamo andare proprio con la lettura dei convocati, cominciando dai convocati. Attenzione però subito al tiro. Dicevamo convocati del COD, allora Guglielmo Amendola numero 7, Federico Chirico numero 3, Antonio Cilfone numero 16, il portiere è Dangiò numero 1, poi c'è Edoardo Fagioli, primo marcatore della squadra fin qui in questa stagione. Fagioli che ha segnato già 6 gol. C'è poi Manuel La Rosa con il numero 23, Mirko La Rosa numero 42, Marco Lanata con il numero 11, Luca Martino con il numero 10, Emiliano Oliva numero 9, Emiliano Oliva il numero 13, Mattia Palmieri invece ha il numero 9. C'è anche Patrizio Severini che invece è il numero 2. Possesso palla qui del COD del Peperino calcio a 8, scusatemi, andiamo anche alla lettura delle formazioni del Peperino. Anniballi numero 8, poi c'è Giovannetti, uno dei top scorer della formazione, soltanto però con 2 gol, numero 10, Giancarlo Lorenzi numero 2, Danilo Novelli 7, i fratelli Perelli sono il numero 5 e 6, Matteo Pirias è il numero 23, poi c'è Roberti con il numero 89, il portiere è Tacconi, c'è anche il numero 11 Lorenzo Vertechi. E qui subito possesso del COD 272 con Amendola che è andato a scaricare sulla fascia sinistra dove il pallone è di La Rosa, pallone che si perde sul fondo però e dunque sarà rimessa, affidata ovviamente alle mani del portiere del Peperino Tacconi. Scambiano i difensori del Peperino, tentativo di pressing da parte del COD, poi il Peperino si è versato in avanti ma è stato il numero 42 Mirko La Rosa ad intercettare la palla, passata poi per i piedi del portiere e adesso affidata sullo scatto della fascia destra al numero 7 Amendola, scatto però subito che viene fermato, si duella a centrocampo, sembra avere la meglio il giocatore del Peperino che poi subisce anche un fallo. Lorenzi ha consegnato palla a Fabrizio Giovannetti, pressing sul portiere Tacconi che si libera addirittura con un colpo di tacco. Ancora Lorenzi deve liberarsi del pressing, poi prova l'imbucata centrale, tentativo che però viene respinto in fallo laterale di cui si incarica adesso il numero 2 Lorenzi. Vediamo se riesce a trovare un compagno libero, in realtà c'è un tentativo in mezzo, poi alla fine il portiere del COD riesce ad arrivare sulla palla, protesta il Peperino per un presunto fallo del numero 1 estremo difensore del COD Dangiò.
È comunque rimessa COD. Palmieri addomestica il pallone soltanto per un attimo, però è stato un fischio arbitrale, un fallo fischiato al Peperino. Sui piedi di Anniballi questa punizione, va lui adesso col destro, respinta però dalla barriera il tentativo del numero 8 del Peperino. Peperino che va con un'altra rimessa laterale. Provato a liberarsi Piras, ma la palla adesso è in possesso del COD. La rosa scarica sulla fascia sinistra. Buono il cambio di gioco qui a cercare Amendola, c'è il pressing però, la finta di Amendola. Amendola deve provare a liberarsi del pressing, ci riesce e addirittura quasi riesce a servire il numero 8 Edoardo Fagioli. Fagioli marcatore primo di questa squadra, 6 gol in stagione e secondo di tutta la Lega dopo Minotti. Palla qui che spiove pericolosamente nella difesa del Peperino, viene subito però respinto questo tentativo del COD. Adesso qui buono il disimpegno di Roberti, Piras prova la girata, non riesce. Primo squillo di una partita fin qui avara di occasioni sui piedi del numero 23 del Peperino, Piras. Addomestica il pallone Cilfone, attenzione però perché lo perde. E allora c'è lo scatto fermato però del Peperino. Attacca dunque il COD, viene messo a terra, c'è un fischio arbitrale, fallo. C'è ancora Edoardo Fagioli a terra. Il fischio arbitrale però probabilmente è arrivato da un altro campo. Dunque la palla ripartirà dal possesso del Peperino e dal portiere Marco Tacconi che va con le mani. Piras si libera del pressing e riesce a servire in avanti i compagni. Attenzione però perché prova il COD e adesso riesce a recuperare la palla. Addomestica la rosa, ancora la rosa, andrà lui a impostare. Va con il tentativo a scodellare in avanti, a cercare sempre Fagioli. Addomestica il pallone ancora una volta il numero 16 Cilfone. Stava per scattare Luca Martino, ma Matteo Piras è riuscito a mettere palla in fallo laterale. Con le mani Amendola, scambia con Cilfone, Amendola. Prova l'1-2 con Martino. Ancora Martino, poi prende palla Cilfone, prova il tiro Cilfone ed è vantaggio del COD, segna il numero 16 Cilfone, 1-0. All'improvviso, alla prima vera azione pericolosa del COD 272 è arrivato il vantaggio dei padroni di casa, ancora una volta è stato il numero 16 Antonio Cilfone. Ma qui il Peperino ha provato subito con foga a ribaltare il risultato, ha commesso fallo però il numero 8 Anniballi. E allora
è un'altra possibilità per il COD 272. Riceve palla adesso l'autore del gol dell'1-0, Cilfone, poi ci prova di tacco Martino, in realtà riesce a servire il numero 8 e c'è la parata di Tacconi. Peperino molto nervoso già al 10° minuto di gioco, ha protestato con il direttore di gara per questo calcio d'angolo che è stato affidato al COD 272, battuto adesso ad uscire, campanile poi alzato qui da Cilfone, che non ha sicuramente impensierito Tacconi, che adesso con le mani, rischioso qui il giropalla difensivo del Peperino che deve uscire, prova con Piras. Martino gli respinge però il tentativo di andare in avanti, ci prova attenzione, fallo fischiato al COD 272, fallo di mano, c'è anche un cartellino giallo, un fallo di mano intenzionale secondo il direttore di gara. E allora sarà sicuramente un'azione importante questa per gli ospiti del Peperino, che sono in svantaggio per 1-0 quando siamo circa al 10° minuto di gioco. Joshua Anniballi sul pallone, 2 gli uomini in barriera per il COD 272. Punizione di Anniballi e riesce però a bloccare il portiere del COD. Qui si gira, riesce a tenere palla il numero 3 del COD, Chirico. Attenzione qui al portiere che perde palla e poi c'è il miracolo, attenzione perché è stato la rosa a respingere il pallone. Partita che sta diventando dura, qui il fallo fischiato in favore dei padroni di casa, commesso dunque da Danilo Novelli, attaccante del Fidene, arrivato a rinforzare il parco attaccanti del Peperino Calcio 8. Altro fallo però. Addirittura 2 giocatori del COD 272 sono a terra, Fagioli e il numero 10 Martino. Dunque calcio di punizione che verrà battuto dai padroni di casa del COD. Affidato a Cilfone. Solo un giocatore in area a disturbare la visuale del portiere Tacconi. Va adesso Cilfone, tentativo respinto dalla barriera, altro fallo però. Protestano qui i giocatori del Peperino Calcio 8. L'arbitro però si è fatto sentire e accusa la formazione di Querciati di giocare troppo aggressivamente, anche se su questa giustificazione del direttore di gara si sono inasprite ancora di più le proteste dei neopromossi. Calcio di punizione battuto adesso, ancora respinto dalla barriera. Il portiere però non esce perché il Peperino ha tentato il contropiede. Qui Amendola invece ha tentato il tiro che però
è andato molto lontano dal bersaglio, la porta difesa da Tacconi. Spreca un'occasione qui il Peperino calcio a 8, dunque può ripartire Dangiò. Palla affidata a Fagioli. Ancora Fagioli che si muove sulla destra, lo scarico arriva adesso. Due i giocatori del Peperino a contrastare l'uomo del COD che si era allargato sulla sinistra. Tentativo del COD che però si è perso in una rimessa laterale. Attenzione però qui a numero 8 Fagioli che ha rubato palla, altro fallo. COD 2-7-2 che negli ultimi minuti, in una fase della partita molto dura, si è vista moltiplicare le occasioni per poter raddoppiare il suo vantaggio con una serie di punizioni dal limite. L'ultima se l'è conquistata il numero 8 Fagioli, che adesso è con Cilfone sul pallone. 4 gli uomini in barriera per il Peperino. Va sempre Cilfone che tocca però da Fagioli, la deviazione, il gol, il raddoppio questa volta del COD 2-7-2, il tocco di Cilfone e poi il gol segnato ancora una volta da Fagioli con deviazione però. Dunque Fagioli che sì, nonostante la deviazione comunque aumenta il suo score stagionale. Altre proteste qui dei giocatori del Peperino calcio a 8 che sentono l'importanza della partita. Ricordiamo la formazione ospite, l'unica ancora a 0 punti nella Lega, peggior difesa del campionato e nei primi 15 minuti ha subito 2 gol. C'è tempo comunque per una reazione, sicuramente può sfruttarla Piras, che però qui si fa rubare palla da Amendola, palla che probabilmente non esce. Allora Amendola può scattare sulla destra, prova il cambio di gioco, spazza però il numero 2 del Peperino Giancarlo Lorenzi. Battuta adesso la rimessa laterale, messo a terra qui Martino, prova ad addomesticare il pallone il numero 8 del COD che poi va da Piras. Piras con un rischioso passaggio riesce comunque nel cambio di gioco, dunque può partire l'azione offensiva del Peperino calcio a 8. Subito però murato qui il tentativo del numero 89 Roberti. Roberti si è incaricato della rimessa laterale, battuta adesso. Triplice fischio è arrivato da un altro campo. Adesso invece è arrivato il fischio dell'arbitro ad indicare la rimessa laterale per il Peperino. Buono qui il tentativo di scarico sui piedi del numero 8 Anniballi, che però perde palla. Allora riparte il COD 2-7-2 con Cilfone, doppio passo di Cilfone, prova a liberarsi, poi però il suo tentativo di arrivare verso la porta di Tacconi viene respinto. Malinteso qui tra i due direttori di gara. Rimessa è del Peperino calcio a 8. Piras va ad allargare sulla sinistra, attenzione però perché Martino è riuscito a recuperare un pallone importante per i padroni di casa, lo serve ad Amendola. Ancora Cilfone che va ad impostare, decide di servire il compagno sulla fascia sinistra, una fascia libera, riceve palla adesso Fagioli, Fagioli va ad accentrarsi, messo a terra, altro calcio di punizione, altra occasione per il COD.
Ancora non si è rialzato Edoardo Fagioli, autore del gol del 2-0. Brutto il fallo, un fallo comunque chiaramente fuori dall'area di rigore. La partita però si sta inasprendo sicuramente. È un altro calcio di punizione dal limite dell'area. Arriva adesso il cross subito ribattuto. Altro tiro che solletica la traversa. Piras, attenzione perché si fa rubare palla da Martino. Martino la porta in avanti. Martino respinto il suo tiro da Perelli. Calcio d'angolo di cui si incarica Martino, battuto adesso sempre ad uscire Cilfone con un altro campanile, sempre a cercare Martino. Vediamo, arriva adesso lo scarico per il numero 7 Amendola, ancora Cilfone. Scambia ancora con Amendola sulla fascia destra. Amendola si libera di un uomo e poi si accentra. Arriva adesso il cambio di gioco, però in ritardo, e allora può ripartire il Peperino con la palla a Novelli, ancora Novelli, Novelli, illusione del gol, ma la palla è fuori. Prima importante azione del Peperino calcio a 8 con il nuovo arrivato Danilo Novelli. Adesso batte il corner il Peperino, respinto però e dunque dovrà ripartire da un fallo laterale. Tentativo del Peperino spento qui dalla presa sicura di Dangiò. Numero 10 ha scambiato con Fagioli, ancora palla a lui, prova il tiro, rimpallo e il direttore di gara indica calcio d'angolo. Dunque l'ultimo a toccare è stato Matteo Piras. Angolo ancora affidato al numero 10, Luca Martino. Va adesso, ancora sempre ad uscire, questa volta però riesce il colpo di testa di Fagioli, blocca senza difficoltà Tacconi, fatica ad uscire il Peperino, in pressing asfissiante quello del COD, qui fallo però fischiato, è stato un tentativo irregolare, l'ultimo dei padroni di casa, dunque COD che potrà impostare un'azione offensiva partendo tranquillamente da un calcio di punizione. E allora tentativo però subito intercettato, qui forse c'è stato un fallo su Cilfone, l'arbitro però ha lasciato proseguire altra azione con il tiro di Fagioli e la respinta di Tacconi. Altro corner per il COD 272 che adesso è costantemente nell'area avversaria. Si è coordinato per battere al volo il numero 9 Mattia Palmieri, c'è stata però la deviazione provvidenziale della difesa del COD, ancora Palmieri si muove, forse c'è una trattenuta, l'arbitro però dice che è tutto regolare, allora può partire il contropiede del Peperino affidato al numero 8 che va al centro a servire Novelli, il pallone però è troppo lontano perché il numero 7 lo possa buttare in rete e allora il COD recupera la palla. Cambio di gioco tentato da Federico Chirico, era andato a cercare Martino, subito respinto però e allora COD 272 che deve ripartire dalla difesa. Cilfone non vede lo scatto sulla destra del numero 7 Amendola, prova dunque ad andare a sinistra dove il tentativo si interrompe adesso per un buono stop della difesa del Peperino. Rimessa laterale qui dei padroni di casa, ovviamente tutto il Peperino calcio 8 va in pressing. La Rosa, Amendola quasi si libera di due giocatori, poi però è costretto a cedere palla, c'è il tiro
qui del numero 8 del Peperino, Joshua Anniballi. Non è rischioso però. Possesso qui del COD 272 con Fagioli e Palmieri che scambiano. Palmieri adesso scarica da Chirico. Fischio dell'arbitro perché Fagioli è a terra. Si rialza adesso. Intanto nel Peperino entra Lorenzo Vertechi, numero 11, giocatore importante sicuramente per gli ospiti. Gianmarco Dangiò va a scambiare con i piedi con i suoi difensori, riceve ancora la palla, scarico adesso sulla destra da Amendola. Amendola va a servire al centro, Cilfone, Martino, perde palla, allora scatta il contropiede del Peperino. Piras prova addirittura il tiro, ci mette i guantoni il portiere del COD 272. Martino ha provato a servire i compagni al centro, in particolare Palmieri. Intanto si conclude qui con questa azione il primo tempo alla Stella Azzurra con i padroni di casa del COD che sono in vantaggio per 2-0. Sta per iniziare il secondo tempo qui alla Stella Azzurra con il calcio d'inizio affidato al COD 272 in maglia nera. Ricordiamo gli avversari sono quelli del Peperino in maglia rossa che attaccheranno da sinistra a destra. COD 272 che è in vantaggio per 2-0. Cilfone e Fagioli hanno segnato le 2 reti dei padroni di casa. Ancora pressing comunque dei padroni di casa e ospiti del Peperino che faticano a uscire. E qui infatti regalano un possesso, una rimessa laterale di cui si incarica il numero 3 Federico Chirico. Chirico cerca un compagno libero, decide di ripartire addirittura con lo scarico sul portiere Dangiò. Dangiò va con la rimessa lunga con le mani, intercettata però dal Peperino. Spiovente a cercare lo scatto di Piras che non si concretizza però. Addomestica il pallone come al solito Cilfone, che è decisivo nell'impostazione di gioco dei padroni di casa. Martino scambia con Fagioli. Fallo qui per i padroni di casa. Lo batte Cilfone ed è un altro gol incredibile. Ancora una volta Antonio Cilfone, il numero 16, una punizione micidiale ed è 3-0 per il COD. Cilfone ha letteralmente sentenziato il Peperino calcio a 8, era un calcio di punizione addirittura da centrocampo che però Tacconi non ha potuto intercettare. E allora sempre Antonio Cilfone, autore di una doppietta già questa sera, davvero in serata, che addomestica il pallone. Qui pallone che però si perde. COD ha provato l'imbucata centrale, non c'erano però né Fagioli né Palmieri a poter intercettare questo pallone. Da portiere a portiere spreca l'opportunità di attaccare il Peperino calcio a 8 e dunque Dangiò ha potuto rimettere il pallone sempre sui piedi del numero 16. Qui altro tentativo di pressing, altro tiro di Cilfone, questo però si spegne sul fondo del campo, ma sono stati altri brividi
per il portiere del Peperino Marco Tacconi. Potrà ripartire lui però con una rimessa dal fondo, mentre è stato chiesto il time out primo di questa frazione di gioco. Dunque dopo il time out Tacconi rimette la palla in gioco. Peperino qui con il numero 6 Perelli è andato a cercare qualcuno in avanti. Tiene palla qui Giovannetti, palla poi però respinta dalla difesa del COD. Rimessa laterale battuta da Piras, a cercare sempre il numero 10 che però scambia con il neo arrivato, il numero 7 Novelli, che però perde la palla. Qui parata notevole di Tacconi. Possesso Peperino e fallo di Cilfone. C'è un solo uomo in barriera, anzi una barriera larga, due uomini, Palmieri e Cilfone. Arriva adesso la punizione e il gol, incredibile il gol del Peperino segnato da Joshua Annibaldi. E dunque è una partita con tanti tiri dalla distanza che finiscono in rete. Qui quello di Joshua Annibaldi che ha accorciato le distanze e dunque dato speranza ai suoi di poter recuperare questa sfida. Peperino però è ancora sotto di 2 gol. Cilfone addomestica il pallone, poi Amendola prova a cercare Palmieri. C'è stato il fallo però proprio di Palmieri. E allora riparte il Peperino. Possesso di Joshua Annibaldi, l'autore del gol del 3-1. Cambio di gioco e prova qui il numero 6 a servire Piras. C'è stata però il tentativo di bloccaggio da parte del COD 272 che adesso va in avanti con Cilfone, scarica Cilfone, il cross, si distende il portiere, si distende anche un altro giocatore del Peperino, la palla però attraversa l'area di rigore e nessuno batte per il gol del 4-1. Lotta a centrocampo, alla meglio il numero 10 del Peperino, Giovannetti. Poi tentativo di Piras che si perde sul fondo, c'è stata però una deviazione. Peperino che dunque potrà battere un corner. Spiovente ad uscire. E Peperino che però perde palle, regala il contropiede al COD. Prova qui a girarsi il numero 11 Marco Lanatà. Perde però la palla. Riconquista adesso addirittura Edoardo Fagioli che poi prova lo scatto, qui fallo tattico, non poteva che essere altrimenti. Messo a terra il numero 8 Fagioli, però c'è stato il cartellino rosso che l'arbitro ha estratto e dunque è stato espulso il numero 6 del Peperino, Patrick Perelli. Ovviamente si complica adesso la partita
degli ospiti. Lascia il campo dunque Perelli e c'è sicuramente una buona azione per il COD 272 che può ritornare con 3 lunghezze di distanza, tentativo affidato al numero 42 Mirko La Rosa e al solito Antonio Cilfone. Si allontana La Rosa, andrà Cilfone sul pallone, 2 gli uomini in barriera, va adesso Cilfone e questa volta riesce a bloccare Tacconi. Palla in avanti a cercare lo scatto del numero 7, quasi rischia di perdere la palla, effettivamente qui la perde Cilfone. C'è stato però il gioco interrotto dall'arbitro, non c'è un fallo, ma è rimasto a terra Lorenzo Vertechi. L'arbitro ha interrotto il gioco per potersi sincerare delle condizioni del numero 11 che però adesso si rialza. Palla restituita al COD 272 con Dangiò che è andato con le mani. Qui attenzione perché è tutto solo il numero 9 Palmieri, probabilmente però ha toccato palla con la mano. Piras. Buono lo scarico qui di Roberto Roberti, che adesso ha di nuovo il pallone, si libera di Cilfone, poi scarica da Giovannetti che prova il tiro, la rete si gonfia ma esternamente. Chirico è andato a cercare numero 8 e 9 del COD 272, Fagioli e Palmieri. Adesso però a recuperare palla è Cilfone, Cilfone scodella sulla fascia destra. Poi però il numero 11 Lanatà commette fallo. E allora il Peperino può partire, lo fa adesso con una punizione lunga a cercare il numero 7 Danilo Novelli. Si è perso però sulla linea del fallo laterale questo tentativo del Peperino. E allora altro azione d'attacco del COD, tutta di prima, molto bella. Va Fagioli, Fagioli il tiro a giro e il 4-1 del COD 272 che ritorna con 3 gol di vantaggio, 4-1. Dunque 8 i gol segnati fin qui da Edoardo Fagioli in quella che è davvero un inizio di stagione straordinaria per il numero 8. Attenzione qui al tentativo di reazione del Peperino, porta palla però Mirko Lanatà fuori dall'area e si conquista un importante calcio di punizione per allontanare il pericolo dei giocatori in maglia rossa. Richiesto il time out, dunque nuova interruzione in questo secondo tempo. Riprende il gioco alla Stella Azzurra con il COD 272 che si è portato sul 4-1 con l'ennesimo gol di Edoardo Fagioli, 8 i gol in stagione per lui, quando siamo a metà della seconda frazione di gioco. Qui perde palla il COD e riparte il Peperino con Piras, imbucata centrale però respinta. E allora primo tocco di palla per il neoentrato del COD 272, il numero 23 Manuel La Rosa, che subisce adesso fallo da Roberto Roberti. Protestano qui i giocatori, una partita che è stata fin dal primo minuto molto aspra. Prova Mirko La Rosa a sedare gli animi, il capitano del COD 272.
Diverse proteste da una parte e dall'altra, diciamo comunque una partita molto aspra, piena di falli, di contrasti. Qui l'arbitro, per sedare gli animi, decide di tirare fuori un cartellino giallo sul numero 8 Fagioli. Ammonito anche Roberti. E vediamo se questi cartellini potranno sedare la partita. Attenzione però, perché c'è un'altra espulsione, continuano le proteste e allora l'arbitro ha tirato fuori il cartellino rosso anche per il capitano del COD 272 Mirko La Rosa. Ristabilita dunque la parità numerica. Ricordiamo, c'era stata l'espulsione di Patrick Perelli, il numero 6 del Peperino Calcio ad 8, e c'è stata anche un'espulsione dall'altra parte, quella del capitano Mirko La Rosa, autore fino a quel momento di una buonissima prestazione in difesa ma anche in impostazione, come sempre per il COD 272. Federico Chirico potrà battere finalmente questa punizione. Va adesso a cercare Palmieri. Non c'è stato nessun contatto, è scivolato il numero 9 e dunque riparte il Peperino con Piras. Riceve di nuovo palla. Adesso prova il cross in mezzo. Ha provato forse a stoppare con la mano Giancarlo Lorenzi. Fase molto aspra del gioco, specialmente sulle panchine. Ci sono diversi movimenti, il gioco riprende adesso. Tentativo di scatto in avanti e tiro di Fagioli, che però non rappresenta alcun pericolo per la difesa del Peperino, che addirittura sta laterale. Piras allarga sulla sinistra, tiro addirittura qui, altra buona azione del Peperino. Prova a tenere palla Palmieri, a servire Fagioli, non ci riesce però, allora riparte lo scatto del Peperino, poi addirittura è un altro compagno che ferma l'imbucata in mezzo del numero 9 del Peperino. Allora proprio il numero 9 del COD riparte, traversa qui di Palmieri. Cilfone ha addomesticato il pallone. Giro palla difensivo adesso, centrale di difesa, è andato il numero 23 Manuel La Rosa. Ancora La Rosa alza un campanile che rimane in campo. E poi addirittura il COD si conquista una rimessa laterale importante in zona d'attacco che andrà a battere Fagioli. È stato Matteo Piras a spazzare perché i suoi erano tutti riversati in attacco. Chirico, sponda di Palmieri, ancora Chirico, va da Fagioli, scarica da Cilfone, Cilfone prova il tiro! Punto. Okay. Palla del Peperino, qui respinto da Chirico. Chirico avanza, scarica su Palmieri, c'è Cilfone tutto libero dall'altra parte. Riceve palla Chirico e poi manca l'aggancio il numero 9 Palmieri. Riesce a prendere il possesso del pallone non con poche difficoltà il Peperino Calcio a 8. Prova dalla sinistra. Scatto di Piras, viene cercato, pallone però deviato. Piras si deve accontentare della rimessa laterale.
battuta adesso a cercare il centro il numero 7 Danilo Novelli, che prova il tiro ben alto però sopra la porta difesa da Gianmarco D'Angiò, che rimette adesso il pallone in gioco. Fagioli si gira, non riesce a coprire l'attacco di Giovannetti. Giovannetti che adesso addomestica il pallone per il Peperino. Piras scatta sulla destra, solo il tentativo. Novelli perde il pallone, Cilfone prova a far ragionare i suoi. La Rosa. Qui attenzione perché conquista un buon pallone il Peperino e poi è lo stesso Manuel La Rosa che va a spazzare senza troppi leziosismi. Cross in mezzo, salvataggio provvidenziale del numero 8 del COD. Il pallone si è perso sul fallo laterale, possesso qui dei padroni di casa. Cilfone scarica all'indietro da La Rosa, poi vede libero Chirico a sinistra. Chirico va sulla destra, altro cross in mezzo, Palmieri riceve palla Cilfone. Cilfone preferisce ragionare e tornare indietro dalla Rosa, scambio e poi ancora La Rosa, poi Palmieri, Cilfone prova il tiro, è troppo largo. Altra azione del Peperino, qui ha provato a servire il numero 7 Novelli, Giovannetti non ha avuto buon fine questo tentativo degli ospiti. Federico Chirico, La Rosa riceve palla Cilfone, su di lui c'è il pressing di Giovannetti, perde palla solo per un attimo perché dietro la recupera sempre La Rosa che va dal portiere D'Angiò. Chirico, scatto di Fagioli che però è marcato, allora si ritorna dal portiere D'Angiò. Ristabilita dunque la parità numerica, lo ricordiamo, ci sono state 2 espulsioni. Adesso attenzione a Piras, Piras prova il tiro e traversa di Piras il Peperino Calciotto, è anche sfortunato. Ancora Piras, si prova un'altra volta, finisce fuori il tentativo del numero 23. Chirico, attenzione perché qui serve Giovannetti, Giovannetti si accentra, Giovannetti, parata di Chirico, scusatemi, parata di D'Angiò. Calcio d'angolo già battuto, palla imbucata in centro ed autogol di Chirico clamoroso e sfortunato anche qui il numero 3 del COD 272, 4-2. Saranno ultimi minuti concitati alla Stella Azzurra, il Peperino deve provare disperatamente ad agguantare almeno un pareggio. Certo è che se la difesa del COD si è lasciata sorprendere in un'occasione con l'autogol di Chirico, difficilmente lo potrà fare altre 2 volte. Chirico qui batte la rimessa laterale, cerca Fagioli che si è abbassato a dare un aiuto ai compagni nel possesso. Poi Cilfone cerca lo scatto in avanti del numero 11 Lanatà, che però non controlla il pallone e regala palla al Peperino. Rimessa laterale battuta male, altra occasione sprecata. C'è il pressing però del numero 10 Giovannetti. Chirico perde un altro pallone, poi lo riconquista Lanatà che fa ripartire il contropiede dei suoi. Scarica da Cilfone. Attenzione perché ovviamente il COD è attenzione al tiro di Fagioli
cercava l'ennesimo gol, questa volta non riesce però. Altra palla persa dal Peperino, poi riconquistata e poi ripersa e affidata alla Natà. Chirico si deve liberare del pressing avversario, ci riesce, cerca lo scatto di Lanatà, Lanatà fermato solo per un attimo, ma ancora il possesso del pallone. Scarica adesso sulla fascia sinistra dove Chirico è tutto solo, Cilfone si libera del pressing e concretizza l'1-2 con Fagioli. Cilfone scarica dalla Natà che adesso è sulla sinistra, ancora Cilfone. Va all'indietro, ovviamente il COD non ha nessun interesse ad accelerare. Messo a terra qui il numero 3 Chirico. Altro calcio di punizione e ovviamente altre proteste in una partita ricca di falli, ricca di calci di punizione, ricca soprattutto anche di proteste da una parte e dall'altra. La prova sicuramente ne è le 2 espulsioni che hanno ristabilito la parità numerica con 7 giocatori in campo. Cilfone non va al tiro in avanti, si deve ribattere però la punizione. Non c'è stato il fischio dell'arbitro. Cilfone probabilmente è stato confuso dai fischi degli altri campi della Stella Azzurra. 2 uomini in barriera, anche se non c'è nessuno in area del COD 272. Prova comunque il tiro, Cilfone questa volta respinto dalla barriera. Cilfone che potrà battere ovviamente un'interessante rimessa laterale per far perdere tempo prezioso. Arriva adesso lo scarico all'indietro, Dangiò, Lanatà, ancora Dangiò, Campanile in avanti a cercare Palmieri. È stato lui però l'ultimo a toccare. E allora il COD può ripartire con una delle ultime azioni offensive. Siamo quasi alla fine del match. Attenzione però a Fagioli. Fagioli duella con Piras, prova a liberarsi addirittura di 2 uomini. È troppo anche però per il numero 8 del COD 272. Prende palla Piras, prova a servire al centro Roberti che chiede un fallo di mano della difesa del COD. L'arbitro però dice che è tutto regolare. Dangiò ovviamente non affretta la battuta della rimessa in gioco del pallone che adesso arriva a Fagioli. Triplice fischio qui. COD 272 batte il Peperino calcio a 8 per 4 reti a 2. Ancora da segnalare una prestazione sublime del bomber Edoardo Fagioli.